Ecco, una sintesi, come sta andando le primi momenti di questo esame di Stato qui presso il liceo classico? L'esame lo scritto è iniziato proprio oggi, i ragazzi sono a loro agio, sono tranquilli, hanno letto già poco fa le tracce e stanno lavorando. Io vedo che le tracce sono loro congeniali, non vedo particolari difficoltà. Tra l'altro ci sono diversi argomenti che possono trattare, che vanno dalle materie umanistiche alle materie scientifiche, e quindi come se lei fa una ripresa potrà vedere che i ragazzi stanno lavorando tranquillamente. Ecco, di moderno quale tema c'è? Non so, si pensava a intelligenza artificiale, è uscito questo tema? Ora ho letto poco fa le tracce, Sì. di moderno ho visto che c'è un tema sulla scienza, sull'importanza della scienza e della creatività nella scienza. È un tema che non so se in un liceo musicale magari, non, però loro possono anche affrontarlo perché si può affrontare tranquillamente. Quanto durano le prove di esame, professore? Noi, le prove d'esame, questa prova scritta dura 6 ore che decorrono dall'inizio. Noi abbiamo consegnato gli elaborati alle 9:15, quindi i ragazzi faranno 6 ore e concluderanno alle 15:15. Per quanti altri giorni? Dipende dal numero dei Certo, ragazzi, più certo. ragazzi ci sono, più dura l'esame. Qui in particolare al liceo musicale non sono tantissimi, sono 26, domani ci sarà la seconda prova. Di particolare al musicale c'è che, siccome loro suonano lo strumento, noi sabato i ragazzi si faranno una prova praticamente sull'abilità nello strumento che loro hanno deciso di utilizzare, Ecco, è insomma. un esame importante per i ragazzi, Per i diciamo, ragazzi al termine questo del loro ciclo di studi, se facciano la vita reale, che poi faranno altre scelte. Per i ragazzi questo è il primo esame importante, e loro questo esame sono molto agitati, perché è il Certo. primo esame serio che si trovano ad affrontare. Però ora che ho visto che ora che hanno letto le tracce si sono un po' tranquillizzati e stanno lavorando. Cioè all'inizio la cosa sembra più difficile di quella che poi è in realtà. Ecco, ci parli, professore, delle tracce che sono uscite per questi esami 2026. Ma le tracce scelte dal Ministero sicuramente sono molto vicine, ecco, agli studenti. Si parte dalle due tipologie A, la prima delle quali è incentrata su una poesia di Pavese, che narra, ecco, di una storia d'amore non ricambiata, quindi direi che è una traccia fondamentalmente che può riscuotere, ecco, il consenso degli studenti. Poi la seconda tipologia è relativa ad un passo di Brancati che, ecco, rileva l'importanza della memoria, un concetto che purtroppo oggi molto spesso viene un tantino messo in secondo piano. Dopodiché le tre tipologie B, che sono delle tipologie attinenti al testo argomentativo, propongono un brano, ecco, tratto dal discorso di Giuseppe Saragat sul valore della democrazia. Dopodiché c'è un testo di Piero Bianucci in cui si sottolinea, ecco, il connubio che si viene a creare tra discipline umanistiche e scientifiche, accomunato un po' dal concetto di creatività. La terza tipologia invece è relativa al valore del confine generazionale tra età, cos'è che in fondo ci rende adulti. Quindi del resto l'esame che una volta si chiamava appunto esame di Stato adesso è stato ribattezzato, è tornato ad essere per così dire un esame di maturità e quindi è perfettamente in linea con quelle che è stata, ecco, la riforma della prova. Le due tipologie C, che sono fondamentalmente di carattere espositivo argomentativo, vertono uno sul tema della meraviglia e il secondo, che trovo molto utile e offre uno spunto di riflessione rilevante, invece è sul tema della fatica, che spesso oggi viene considerato con un'accezione negativa, mentre in realtà costituisce un fattore di crescita. Quindi personalmente
ho trovato molto interessanti le tracce e credo che anche i ragazzi Ecco, i abbiano... ragazzi in linea di massima cosa pensa che sceglieranno? O se hanno fatto dei quesiti, delle domande Allora, sulle guarda, varie tracce? allo stato attuale ancora Sì. non le so rispondere perché i ragazzi stanno leggendo le prove. Le posso dire quello che avrei scelto io, trovo molto interessante, tanto ecco, il testo di Pavese quanto il testo della tipologia C sul tema della fatica. Io personalmente parlo di cultura del sacrificio, quindi in qualche modo Certo. la trovo ecco, molto accattivante. Ecco.